aspettiamo l'ordinanza e vediamo cosa recita. Io mi sto interfacciando anche con il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensorio di San Giorgio delle Perti che è San Giustino in Colle, gli ho detto di aspettare, che è certa la sospensione. La decorrenza sarà determinata dall'ordinanza regionale. Salgono i contagi nell'Alta Padovana che in queste ore hanno toccato il tasso di 280 positivi ogni 100.000 abitanti. Avviato il conto alla rovescia per la chiusura delle scuole a partire dalla seconda media, 10.600 gli studenti coinvolti. I 28 comuni del distretto 4 agiranno insieme con un'ordinanza unica. Per questo Moreno Giacomazzi, sindaco di Santa Giustina in Colle, presidente della conferenza dei sindaci del distretto 4, invita all'unione. In questo momento io per primo ho detto e ho scritto nella nostra chat che abbiamo: fermi tutti, sangue freddo, usiamo il buon senso. Non facciamo i cani sciolti che ognuno fa la propria ordinanza, ne facciamo una unica a partire da una data che riteniamo più congrua e sia necessaria per dare la possibilità ai genitori di organizzarsi nel rispetto chiaramente delle 48 ore, in modo tale che usciamo tutti uniti con un'unica direttiva che diventa anche più facile per tutti quanti. I dirigenti scolastici sono in attesa, i piani per la didattica a distanza già pronti. La chiusura dovrebbe essere di 14 giorni dalla data di inizio, che sarà comunicata in modo ufficiale a ogni singola famiglia dalle scuole, che di fatto già stanno preparando il tutto in queste ore. Un appello va alla responsabilità di ognuno. È il momento di uno sforzo corale con distanziamento e mascherina, anche se si gioca al parco. Se ci diamo una mano tutti, riusciremo, spero, molto presto a uscirne da questo incubo, perché inizia a diventare un incubo. A tornare in classe saranno invece da mercoledì ragazzi della quarta elementare di Carmignano di Brenta che il 28 febbraio hanno celebrato la prima confessione con il parroco risultato positivo. Tutti negativi, tamponi molecolari eseguiti. Per loro la scuola in presenza ricomincia.